Siamo con Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia Pordenone, e questa volta parliamo di un tema che va al di là dell'associazione di categoria, e cioè a marzo si rinnova il Consiglio della Camera di Commercio. La sua associazione, che rappresenta quasi 4.000 aziende del terziario, la fa scendere in campo candidandolo alla presidenza. Ci può in dettaglio spiegare il perché di questa scelta? Questo tema è stato dibattuto abbastanza intensamente a casa nostra e soprattutto da parte della Giunta. Nonostante l'ambizione che ognuno può avere per essere candidato ad un ruolo così prestigioso e rispetto al passato dove era abbastanza facile, tra virgolette, perché questo ruolo poteva essere un ruolo, come dire, prestigioso, ma che ti mette in vista, che ti dà grosse opportunità sul piano personale. Oggi io ho messo sul piatto alcune difficoltà a fare questa scelta, anche perché sono un imprenditore attivo, cioè io oltre a fare presidente dell'associazione e avere diversi incarichi, lavoro nella mia azienda e guai se non ci fossi. Per cui in questo momento fare questa scelta è per chiunque faccia l'imprenditore, e in quel ruolo ci deve essere un imprenditore, una scelta difficile, pesante, anche perché richiede uno spirito come dire, innovativo, un impegno che va oltre quello che è il ruolo di riscaldare la sedia. Ecco, quindi alla luce di queste argomentazioni la giunta della mia associazione, l'associazione che io rappresento, ha ritenuto di vantare l'opportunità di candidarmi perché ritengono che i ruoli che io ho rappresentato in questi anni anche all'estero, soprattutto in particolare sulla politica comunitaria, ritengono che siano adatti a questo ruolo. Ecco Presidente, sappiamo che nei giorni scorsi la Giunta dell'Ascom ha inviato una lettera di proposta alle associazioni che compongono l'ente camerale. Ci può, proprio in estrema sintesi, delineare un po' le linee di programma per la sua candidatura? Beh, questa è una lettera programma che di fatto non vuol denigrare quanto è stato fatto, anzi si conferma la totale partecipazione per quello che è stato fatto fino adesso e svolto dalla Camera di Commercio, ma parte dalla consapevolezza che nel giro di pochi anni è cambiato il mondo, che la Camera di Commercio in un momento di grave difficoltà economica e di crisi come quella che stiamo attraversando può avere un ruolo guida, un ruolo trainante che vada oltre quelle che sono le risorse che in Camera ha da mettere sul piatto per avviare le aziende, per favorire le aziende per una loro crescita tecnologica e innovativa. Alla luce con questa consapevolezza, alla luce di questi fatti, con questa consapevolezza, la Giunta dell'Ascom ha tracciato alcune linee guida di sostegno manifatturiero che è in costante calo, perché la crisi è comunque un'evoluzione che in questo Paese, più che evoluzione si può chiamare involuzione, porta alla chiusura di un manifatturiero, è legata al costo del lavoro, legata alla burocrazia, è legata al costo dell'energia, a tutti quei fattori che in questo Paese fanno sì che non solo il manifatturiero ma nemmeno le altre imprese oggi possono più fare imprese. Allora con questa consapevolezza che si deve lavorare per rafforzare, per mantenere, per creare anche un nuovo manifatturiero, e cioè non sostenere quelle aziende decotte che ormai purtroppo per noi non possono più resistere, dobbiamo fare di tutto per mantenerlo, ma non solo, lavorare per un'economia in senso generale. Qui al di là delle appartenenze di categoria, l'economia è fatta di tutte le componenti
e l'economia deve come dire, partire da un progetto generale sul territorio, e questo progetto generale sul territorio deve coinvolgere tutti, in primis la Camera di Commercio, che deve avere un ruolo trainante. Dobbiamo avere innanzitutto anche dei sistemi di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni che una Camera di Commercio è in grado di fare. La parola d'ordine di questa prossima tornata elettorale è il rinnovamento. Come intendete rispondere a questa esigenza? E, altra domanda, nella vostra squadra avete pensato anche agli under 40? Beh, questa è una richiesta che ci è stata posta dai presidenti dei giovani e noi abbiamo ritenuto non corretto di più questo tipo di richiesta, però non abbiamo voluto rispondere come purtroppo spesso vediamo fare, no? Che bisogna mettere il settore femminile, il settore giovanile, allora il primo pirla che passa si mette lì. Cioè, noi abbiamo già designato un 37enne che riteniamo all'altezza del quel ruolo, così come abbiamo inserito nel Consiglio 2 donne, ma non perché sono donne imprenditrici, punto. Ecco, perché è ora di finirla con queste menate che imprenditoria femminile, imprenditoria a tutti i costi. Sicuramente sì, perché i giovani sono il futuro. Le donne si impegnano molto di più dell'uomo perché hanno la famiglia e altre responsabilità. Però se una donna pirla è pirla, io non la metto lì perché è donna e è pirla. Cioè, questo vale per gli uomini come per le donne. Quindi sono criteri sui quali non bisogna fare demagogia. Ecco, Presidente, ci può delineare quali sono state le sue condizioni per accettare la candidatura alla Presidenza della Camera di Commercio? Ma la mia candidatura, prima di tutto, ha senso se c'è una condivisione, perché io parto sempre dal presupposto. Come uomo ho avuto anch'io un trascorso prima di sposarmi, non mi sono mai, come dire, imposto ad una ragazza che mi rifiutasse. Cioè, se la ragazza mi rifiuta, cosa faccio? Sì. O divento un violento, come spesso avviene, oppure abbandono il campo, vuol dire che non sono gradito, punto. Un'altra condizione importante è quella che si seguano le linee guida di questo programma che la giunta dell'Ascom ha buttato giù in questa lettera, però ampliabili, migliorabili, ma non certo riducibili. Ecco, infine un'ultima domanda. Ogni partita importante vede giocare, diciamo così, figure importanti e comunque diverse figure. Ecco, noi sappiamo che nelle altre tornate elettorali c'è stato spesso un accordo tra industriali e artigiani che poi ha portato alla presidenza generalmente di un presidente targato un'industria. Che avversari vede per questa partita? Cioè, come la vede, come si pone, ecco, in questa ottica? Guardi, io vedo come avversari qualsiasi imprenditore di successo, perché nel ruolo di guida di una Camera di Commercio ci deve essere un imprenditore, secondo me, di successo. Cioè, noi non possiamo mettere l'ultimo della classe, per cui un imprenditore di successo avrebbe ragione di candidarsi e di pretendere di guidare la Camera di Commercio al mio posto, e io sarei la persona più felice di questo mondo. Noi abbiamo bisogno di persone capaci, efficienti, efficaci, non di gente che scalda le sedie e che ha bisogno di un compenso come dire, ridicolo come quello che ha il Presidente della Camera di Commercio di 28.000 euro lordi l'anno. Cioè, non è questo di cui abbiamo bisogno. Noi addirittura abbiamo bisogno di qualcuno che ci creda, che sappia dare a questa realtà territoriale un futuro a livello europeo, a livello internazionale, sappia far migliorare l'economia indipendentemente dalle risorse economiche che la Camera di Commercio può mettere in campo, risorse peraltro risicate. Deve saper attrarre capitali, deve saper far crescere l'economia. Questo è il ruolo di un Presidente della Camera di Commercio, altro io non vedo. Bene, in bocca al lupo per la partita. Crepi.